Meglio stasera, baby, go, go, go. Torri! Mamma che belli, oh! Oh, dai! Ma non, Se non hai mai visto una cosa del genere? non si è mai vista una cosa del genere? Adesso È scusate. conflitto di interessi quello, No, scusate, vi devo fotografare, sennò poi mia moglie a casa non ci crede. No, quella è... Chiamerò vicino a me la classica persona ignorante. Sì. Un cretino, un idiota, un deficiente. Allora, chiami me, Chi l'ha detto? se chiami uno del pubblico ti spacca la faccia, eh? Lascia stare, chiama me che andiamo avanti. Cosa fanno tutti i maghi? Cosa fanno i maghi? Il mago si mette di tre quarti. Come la Lily Gruber? Signori, per prima cosa piegate in due la vostra bella bandana. E voilà! Gesto semplice, ci abbiamo messo un attimo. No, fallo con calma che devono capirlo tutti, eh. Hai del Bostic? Ci vuole una Macedonia. Sempre più piccola. Non c'è trucco, eh? Con l'altra mano è Sì. andata a infilare la bandana dentro il pugno chiuso. Adesso pugno ben in alto, La senti che è dentro? la tiro. No! Dai! Sì, Ti ho detto, la senti che è dentro? la sento già. Bene, allora concentrati, inventati una parola magica che ti aiuti, che sia tua. Chiquita. Si apre il pugno e la bandana è sparita! Ovviamente il gioco non finisce qua. No, c'è un frappè per tutti adesso, eh? Sì. Noi ora andremo a fare riapparire No. la nostra vecchia bandana. No! Diteglielo voi, no! Come no? Sì, No. bellissimo. No. Sì. No! Sì. No, stasera no! E quando? Domani mattina con calma. Non ce la Che faccio. vorrei corteggiare, che è carina, Sì. è quella che a sinistra sta reggendo il suo striscione. Lui qui c'ha un Kawasaki biturbo, guarda, è un 6009, davvero, eh? L'ha parcheggiata a Porto Viro e è venuta a nuoto. Esatto, Ma non ho detto niente! fa un gran figurone. Giacomo, non ho detto niente! Ho detto è quella ragazza là, non ho mica detto niente io, eh! Scusa. Devi esagerare quello che dico io, no? Quello che dici te. Scusa. Grazie! Scusa. Quello che dico io, Ok. Da lontano so del rumore del vento del sud, vento del sud. Gennar, Galogire, Pasquale. Basta col vento! Basta col vento! È finito il vento! Ho una macchina brutta, rotta, vecchia! Alla 1. Lui, sì, Oh. guarda, c'ha un Ferrari che è testa grossa. Rossa! È un Bordeaux che fa spavento, esagero, eh? Dentro c'è il Kawasaki. E 12 metri di macchina, eh? C'è il frigobar! C'è il bar, la pizzeria, il ristorante, il lotto alle 8, alle 9. I cioccolatini! Il Ferrero Rocher. Andiamo! C'è anche Ambrogio che corre in bicicletta. Poi ti vorrei fermarmi e cantarti davanti al castello una serenata. Io non so cantare, ve lo Non sa cantare, lui. E lui è stato a Sanremo, eh? Luca era gay, Cristiano Busone. Ah! Esagero, vai, fa cantare. Poi vorrei farti vedere casa mia. Sì. Abito poi in un monolocale. Monolocale, un castello medievale dell'8000 prima di Cristo. Ha tante stanze. In bagno, lui ha 30 cessi. Ho la collezione, pensate, dei pesciolini. Pesciolini, Bellissimi. c'ha Anemo, Semo, Demo, Remo, Cremo, Freno, Treno, Ho le tartarughine. Ninja, ne ha 4 lui, ne ha 8, Donatello, Culatello, suo fratello, lo Zimbello, il Mattarello. No, c'ho gli uccellini. Una voliera, gli uccellini. Uccellini, lui c'ha una merda. Giacomo! Passaggio a livello di Monselice. Basta! Esagero, Scusa, un po' di tosse. un po' di tosse e marzo che fa schifo. Cioè, davvero. Bella storia, signori, il tuo Torri! Facciamoglielo sentire bene! Guarda che bravi! Lui è un ragazzo veramente molto timido, quindi magari cerchiamo un attimo di farlo sentire a suo agio. Accogliamo sul palco Gian Lorenzo! Vieni qua vicino. Ciao. Ciao!
salutiamolo. Io ho così, 9 anni? No, 39. Beh, no, e quindi insomma sei grandicello. Sono grandicello, sono tanto timido e buono. Davvero? Mia mamma in macchina dice sempre: vai piano, frena, la cintura, Che bella voce. è rosso, Anche la R-Motion. e sta guidando lei. Ma perché più? Una cosa, per un periodo mia mamma è sparita, non si sapeva più dove era andata. Io e mio papà a cercarla, forse sarà di qua, no, forse di qua, niente. Poi una mattina riceviamo una cartolina da Cuba. No. Era mamma. Era tua mamma? Diceva che stava bene, che aveva visto che quelli di colore hanno i denti bianchi, Quindi allora è vero? che hanno il ritmo nel sangue. Ah. Ed era contentissima anche perché ha scoperto dove va a finire tutto questo sangue. Ma Gianlorenzo all'Avis dell'Havana. Beh, può darsi, no? Ah, non si sa. Non l'ha specificato. No, mamma non ha scritto dove nella cartolina. Allora nelle notti in cui mamma non c'era, io mi andavo a coricare e pregavo così: torna a casa mamma, torna, vieni qua, ci sentiamo soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù, angeli ne ha tanti, noi soltanto tu. Che bella questa canzone, Gianlorenzo. Che bella, bella. Ma mamma poi è tornata da Cuba, Ah, è tornato poi. Adesso stiamo insieme, uniti nell'amore, io, mamma e papà, e quello di colore. Ma Gianlorenzo! Qua si sta per riallestire e torna sul palco con noi Sandro! Eccolo qua! Grazie. Allora, adesso abbiamo avuto... Io ero preoccupato perché sarò abbastanza elegante stasera. Io in chiaro, tu in scuro. Hai visto? Hai visto? Allora, Sai quando si parte con le chitarrate per vedere se il pubblico le sa facendo un... Che confusione! Perché ti amo. Bravi! Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che Hai bisogno di me. fanno finta di non saperle, però senti, E guardo il mondo da un oblò. Noio un po'. E adesso come va? Ma guarda un po'. Non la sanno più. Senti questo, senti. Mi metti la chitarra in spia, Posso per favore? farne una che non ce l'hai? Vai? Benvenuta così. Sì? Sai che mi vengono? Sì. Voglio andare a vivere in campagna. Senti questa, Quanta fretta, ma dove corri? Oh, ma le sanno tutte, proviamo con questa. Tu sei la mia vita. Altro io non ho. Questa spacca sempre, Tu sei la mia strada. La mia verità. Posso annunciare a tutti Cosa? Cosa? di aver vinto la mia timidezza con la musica. Vuoi darmi il microfono? Non stringere! Ma Cosa c'hai lì? qui bunga bunga. Guarda, dai, le mani!
Francesco, il microfono. Facciamo spegnere la luce, penso. Ce la fai, sì? Yeah, 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 yeah! Facciamo un applauso al grande Francesco Damiano. Vuoi dire ancora qualcosa? Volevo dire che sei bruttissimo. grazie. Volevo dire che non continuo perché mi vergogno. Continua con tante tappe legate al mondo della donazione, un sito www.risofabuonsangue.it dove si trovano tutte le informazioni sulla donazione, sulle tappe del tour, sui protagonisti e anche dove si trovano le foto come quelle che stanno facendo qui dietro. Esatto. Noi vi ringraziamo, siete stati caldi e belli e belli. E noi ringraziamo l'Avis regionale del Veneto, l'Avis provinciale di Padova, la comunale di Este che ha voluto realizzare questa festa, un evento di festa per parlare di cose importanti come quella della donazione. Possiamo salutare? C'è saluto? C'è il video finale, vi preghiamo di vederlo e per C'è saluto sempre. finale. Grazie a tutti, buonanotte! Grazie, ciao! Ciao Este!